Roberto Agirmo, Grande Nord, diciamo la voce dell'indipendenza, insomma, dei veneti che vogliono cambiare, voltare pagina. Come la vede questa spirale di violenza senza fine, con l'impossibilità, come diceva anche il sindaco, no, di trovare anche un nemico, perché questi sono belve che girano per l'Europa, sono a volte insospettabili. D'altra parte molte di queste vengono fermate in tempo dall'intelligence italiana, espulse, ma è davvero un nemico quasi invisibile, insomma, no? Certo. In uno degli articoli, in uno dei servizi che avete mandato poco fa, il parroco che dovrà, presumo, celebrare la messa per il ragazzo che è ceduto in Barcellona, ha detto: sono un mendicante di parole. 9 anni fa un signore vestito di bianco, sicuramente un signore importante, a Ratisbona ha detto: l'Islam usa la spada e non la ragione. Evidentemente quello che era il Papa Ratzinger aveva delle parole. Poi bisogna capire, ci sono tante dietrologie sul perché Papa Ratzinger non sia più il Papa e ci sia un altro Papa oggi. Pur sembra che Ratzinger stia abbastanza bene. Quindi qualcuno anche nella Chiesa aveva trovato un colpevole a quella che era la situazione. Detto questo, che mi fa propendere per una certa opinione, però vorrei anche ricordare una cosa, e ovviamente non voglio giustificare nulla, però è una cosa che mi ha lasciato abbastanza perplesso. L'ho letto l'altro giorno su un giornale americano, non mi ricordo quale, nel quale si faceva una statistica di quelli che sono più o meno i morti civili nei paesi islamici colpiti dal fuoco, diciamo così, di conseguenza, non so bene come si chiami, ma tradotto in parole povere si conteggiava che su 85 chiamiamoli delinquenti, islamisti, islamofobi, chiamiamoli come devono essere chiamati, erano circa 800 i civili come vittime del caso. Quindi prima c'era un SMS che diceva devono imparare la paura. Beh, forse l'hanno anche imparata, questo non vuol dire nulla, ci fa ragionare. Noi viviamo in Occidente, abbiamo un nostro stile di vita, lo stiamo perdendo. Lo stiamo perdendo perché oggi abbiamo paura di mandare nostro figlio a Barcellona, abbiamo paura di mandare, io lavoro nell'ambito del turismo, ci sono stati anni nei quali i paesi come l'Egitto, che erano il primo paese turistico in eccellenza, ha avuto una crisi incredibile perché si ha fisicamente paura, cioè psicologicamente paura di andare, anche se poi in realtà si fanno un attimo i conti, negli ultimi anni ci sono stati più attentati in Francia che non in Egitto. Però resta il fatto che bisogna cercare di capire che cosa vogliamo difendere. Noi vogliamo difendere vogliamo difendere il nostro stile di vita e questo porterebbe a tutta una serie di lucubrazioni molto importanti che andrebbero a toccare tantissimi campi, storia e attualità. Adesso però è il caso di alzare le nostre antenne, perché da troppo tempo che non lo si sta facendo. Non ricordo male, nel 76 il presidente del Marocco, credo, o dell'Algeria, in un incontro all'ONU aveva detto: noi conquisteremo l'Europa con i ventri delle nostre mogli e la nostra spada. Ma questo comunque, anzi no, si è fermato al ventre delle nostre mogli, poi la spada è arrivata dopo. E effettivamente è così. Se adesso noi andiamo a guardare nelle varie periferie, ma non soltanto spagnole, francesi, ma iniziamo a guardare anche le periferie italiane, ragazzi, è una questione proprio di numeri. Oggi in asilo, a scuola, vedi molti più bambini, ma tanti bambini che non sono, tra virgolette, italiani, ma potrebbero diventarlo se poi c'è anche lo ius solis, come sembrerebbe, e quindi sta cambiando radicalmente tutto. Dobbiamo capire se vogliamo accettare o se dobbiamo accettare o è ineludibile dover accettare il futuro che ci sta venendo incontro, o se abbiamo la forza, il coraggio e la voglia di mantenere la nostra identità. Personalmente poi su quello che è il discorso identitario, culturale e sociale, in qualità di indipendentista rafforzo ulteriormente la questione, però è una questione più occidentale che veneta in questo caso, per cui bisogna semplicemente capire cosa si vuol fare. Prima si parlava di una polizia europea, allora a me onestamente spaventa un po'. Non tanto l'intelligence, che avrebbe un senso logico, quindi una collaborazione tra le polizie internazionali. A me spaventa che ci possa essere, come sembra
paventato un organismo di polizia internazionale, l'Eurogentfor, che ha già una base anche a Vicenza, che dovrebbe essere una polizia sovranazionale con dei diritti sovranazionali. A me questo onestamente spaventa, perché è un ulteriore passaggio a togliere via quella che è la capacità del singolo popolo di autodeterminare il proprio futuro. Tutta questa perdita di identità e di cessione di sovranità onestamente mi spaventa, non tanto perché mi spaventa perché si va a perdere l'identità che abbiamo, e questo è molto pericoloso. Quindi è giusto una collaborazione tra le polizie a livello internazionale, vedere una polizia internazionale con magari dei poteri sovranazionali, questo mi spaventa.